Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati anche in questo venerdì. È passata la Befana stanotte, tutto a posto? Allora possiamo iniziare con il nostro oroscopo. Intanto una buona giornata dell'Epifania questo 6 gennaio a tutti voi. Noi siamo pronti per ritornare con le curiosità con Radio.0 insieme a me, Maria, che vi do il buongiorno in questa giornata di festa. Andiamo un po' a capire come passeranno le prossime ore. Ariete, eccoci da voi. Bilanci e finanze tengono banco nei vostri pensieri. L'obiettivo è guadagnare di più per investire nella casa, nell'attività, concedervi anche qualche piccolo lusso. Possibili malintesi invece con i vicini. Non accettate provocazioni, ma dall'altra parte non fate di un sassolino una montagna, non avrebbe senso. Toro, in questa giornata di festa vi godete l'ambiente rilassato che favorisce anche la messa a punto di progetti inerenti l'abitazione, la casa, l'educazione dei figli ed eventuali viaggi di piacere. Vi piace sognare in grande. In amore il dialogo resta l'arma vincente. Confessando timori e desideri, rinverdite l'intesa con il partner. Continuate a comunicare. Gemelli, eccoci da voi. L'esperienza accumulata trova soluzioni ad alcuni piccoli guai legati alla quotidianità e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Anche voi in questo inizio anno vi concentrate sul migliorarvi e migliorare anche la vostra organizzazione. Una vena di pigrizia però ci sta. Vista dal lato positivo è anche una buona opportunità per tirare un po' il fiato. Godetevi queste giornate. I nostri amici del Cancro sono circondati da energie positive, in piena fase di relax voi, e così anche i vostri problemi si ridimensionano. Parlate poco ma accogliete con piacere nuovi stimoli. Trasformate poi un cambiamento che vi inquieta o vi ha inquietato fin qui in un'occasione per fare spazio ai vostri bisogni. Ce la farete. Leone, anche oggi voi concentrati con la testa sul lavoro. Da una competizione professionale possono nascere progetti da mettere a punto con una strategia mirata e voi siete già puntati sull'obiettivo. Noie familiari invece da risolvere cambiando un po' il vostro atteggiamento, magari pensando un po' meno al lavoro e concentrandovi sulle emozioni, sulla famiglia. Gestite contatto, i rapporti, troverete belle conferme, così piacendo voi stessi di riflesso piacerete anche agli altri. Provare per credere. Vergine, potete già tirare un sospiro di sollievo. Il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti, attività sono baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni e così anche voi vi lanciate verso la cima, verso i vostri obiettivi. Piacevolissima anche questa prossima serata in compagnia. Chiacchiere costruttive e progetti che vi rendono felici. E siamo dai nostri bilancia. Stop, semaforo rosso, sbarrarvi la strada ingarbugliando emozioni e rapporti. Segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo vi accompagnano oggi. Per un errato senso di perfezionismo che ogni tanto vi coglie, pretenderete troppo da voi stessi e da chi lavora anche accanto a voi. Cercate di limitare un po' le richieste. Scorpione, ad assorbirvi in questi giorni e davvero molto sono le questioni lavorative, ma oggi gratifiche, incentivi, attestati di stima vi danno la riprova che il vostro tempo è stato speso bene e anche molto ben organizzato. L'entusiasmo poi per un progetto remunerativo andato in porto appiana le controversie con i colleghi. Vi troverete in un ambiente tranquillo e benevolo. Sagittario, venerdì molto favorevole, sia per smaltire il lavoro arretrato sia per sistemare questioni finanziarie in comune con altri. Oggi cercate di portarvi avanti. Se avete in mente di chiedere un prestito, poi per qualche idea che vi frulla in mente, attivatevi subito. Miracolosamente la richiesta verrà accolta, se non ora, molto presto. Capricorno, siamo da voi. Gratifiche che arrivano dalla carriera e dagli affari, che compensano i musi lunghi che vi tocca sopportare dal partner per la vostra latitanza. Cercate di equilibrare meglio il vostro tempo. Qualcuno rosica per il vostro successo? Fin da subito voi infischiatevene amici. Il merito oltre che della fortuna, che ci sta sempre un po', e del vostro impegno che mettete quotidianamente. Acquario, e per voi è il momento di accantonare amici le preoccupazioni astratte, di risolvere in concreto faccende pratiche ed economiche piuttosto importanti che non potete più lasciarvi alle spalle. Le stelle vi aiuteranno, tranquilli, cercate però di procedere velocemente. Tenete duro comunque, fate dell'organizzazione e dell'ordine la vostra parola chiave, tutto si sistemerà così. E chiudiamo anche oggi con i nostri pesci. Situazioni dinamiche in famiglia, nuovi progetti bollono in pentola e riguardano un po' tutti. Studio di argomenti appassionati e persone con cui condividere gli entusiasmi. Avete voglia di aggiornarvi. Il desiderio di stabilità affettiva invece incoraggia passi significativi per alcuni, per dare al rapporto un assetto tutto nuovo e a voi un bel sorriso. Ed è tutto quindi per il nostro oroscopo del giorno. Ora è tempo di andare a scoprire cosa ci ha lasciato la Befana nella calza. Quindi un saluto a tutti amici, godetevi questa giornata. Noi ci risentiamo domani mattina ancora con tutte le novità. Intanto, se vi siete persi qualcosa, c'è il podcast dell'oroscopo ogni giorno su radio.0.it. Vi aspettiamo anche lì. Un saluto a tutti, una buona giornata e buona fortuna.
Radio.0. La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0